sbaglio by road. Why I? 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 Ed eccoci qua, amici telespettatori, si ritorna naturalmente nella rubrica dei cuori solitari. Questa sera vi voglio presentare Carmelo, 48 anni, di Ummari. Ciao Carmelo. Buonasera a tutti signori, buonasera. Allora Carmelo, tu sei praticamente di Ummari. Sì, io sto a Ummari, in capo sulla montagna, c'è una bella casuzza. Hai 48 anni? Sì, 48, così vicino. E diciamo sei in cerca dell'anima gemella. Sì, una bella femmina, c'è una bella femminazza. Va bene Carmelo, ascoltami, come dovrebbe essere questa ragazza, quest'anima gemella che noi andiamo cercando? Intanto deve essere femmina, poi deve essere bella china, come pecore me. Chi sicca, manco pecore voglio sicca. Certo. Deve essere bionda. Allora, chiariamo, perché una volta che stiamo facendo questa intervista i telespettatori giustamente non sanno che lavoro tu fai. Che lavoro fai? Io combatto che pecore, voglio a peste pecore. Esatto, allora sei un pastore, diciamo, pecoraio. Pecoraio, ecco. Noi ci diciamo in italiano pastore. No, pastore no, pecoraio. Pecoraio, giusto? Sì, pecoraio faccio. Va bene, ascoltami, quante pecore hai tu? Io ne ho 105, il prossimo mese 150, perché nascono che nichi. E poi le vinno, per Pasqua, le vinno, faccio soldi. Esatto, quindi è un'attività che promette. No, che promette, guadagna. Esatto, che guadagna, sì. E su per giù, una pecora quanto ti porta di guadagno? La pecora fa, quella che fa, 3 litri al giorno. Picca una pecora, picca, tutti portano soldi, una sola che va a portare. Certo, ma diciamo se tu dovessi vendere una pecora, quanto ci prenderesti per pecora? 90 euro e tannicchio. 90 euro? Sì, buono. Non te ne fanno pena quando tu le devi vendere? Quando ci va becco fanno pena, certo, nessuno incinde. Certo. Va bene Carmelo, ascoltami, questa ragazza che noi andiamo cercando da che età dovrebbe partire? Io ne ho 48, di 45 60, amore 60. Massimo 60. Pecora vecchia fa buon brodo, buono, esatto. 60. Quindi dai 45 come partenza fino a 60 per arrivare al massimo. 60 però andiamo a virare intera. Certo. No, intera no. Ovvio. Va bene Carmelo, un'altra cosa, come passi il tempo nella giornata? Cosa fai dalla mattina alla sera? Cosa ti piace fare? Parlaci un po' di te, dai modo a queste telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando di conoscerti meglio. Io la mattina mi suso ai 5, pigli pecore e le porto strada a strada, andiamo a mezzo con montagne e poi mi ritorno la sera. La sera mi addumo al radio perché telefono un naio. Anzi, si dà la botta è buono, a così ne vedremo la televisione la sera. Io mi sento al radio. Esatto. Vabbè, ascoltami, già in questo periodo è difficile trovare qualcuno che non si guardi la TV. Il fatto che tu non ti guardi la TV mi sembra un pochino strano, cioè come passi il tempo non guardando la TV? Il computer ce l'hai, il computer, il telefonino? Che computer? Che è sto cosa? Neanche. Ma guarda mai! No, non sono... Da lì, pecori, a meglio cosa? Esatto. Va bene Carmelo, questa donna che andiamo cercando come dovrebbe essere fisicamente? Bionda, bruna? Come biondo bruna? Biondo bruna! Non ha importanza. No, non ha importanza, è importante che abbia capito però. Certo. Perché se laterare come faccio? Esatto. Va bene Carmelo, zone di provenienza. Questa donna da dove dovrebbe provenire? Basta che piglia strada più Ummari non è che. Esatto. Cioè dovrebbe essere di Ummari oppure va bene da qualsiasi parte d'Italia? No, a Ummari mole neutro.
No. Oh, mi vuole giù. Quindi da qualsiasi parte. Certo, appena volta una zita, ma me la stavo subito. E come mai? Perché io volevo mungere. Esatto. Ma Certo. ascoltavo, venire suo frate, mi fecero scappare. Certo, non è che è una cosa. Oddio, successo. Non è una cosa simpatica. No. Ora mi messo a posto però. Certo. Un nelle mungio più. Va bene. Ascoltami un'altra cosa, Carmelo, tu oltre al pecoraio fai qualche altro lavoro per arrotondare, non lo so. Un formaggio. Ah, fai formaggio. Formaggio, ricotta, primo sale, secondo sale, terzo sale. Esatto. E cioè tiri avanti così, diciamo. La tua attività ti porta anche a questo. Sì, mi si pure a Dini. Ah, c'hai pure le galline? Quante galline hai? 25 galline. Che ogni giorno mi fanno 50 uova. 50 uova. Uova. Poi praticamente le galline fanno un uovo e 2 uova per gallina. Dopo giorno, di meno. D'estate ognuno sì, ognuno no. Certo, d'estate c'è caldo. Comunque, c'è noi a travagliare. Logico. Tappina. Vabbè, un'altra cosa, tu sai che stiamo passando questo periodo di Covid, giustamente, questa pandemia brutta che purtroppo. Come hai passato tu gli ultimi periodi di questa pandemia, specialmente adesso che siamo in zona arancione, rossa, non si capisce niente? Come te la sei passata in questo periodo? Io tutti questi zone non mi interessano niente. Perché io sogno solo che pecore. E che c'è per raccattare mascherine pecore. Certo. Perché c'era assemblamento di pecore. C'è per accattare mascherine. Certo. È ovvio, uno si deve mettere in regola. Va bene, amiche telespettatrici, avete conosciuto Carmelo, 48 anni, di Ummari, che è in cerca della sua donna ideale, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare personalmente non possono fare altro che inviare un SMS, un messaggio tramite WhatsApp al numero della nostra redazione e noi vi metteremo in contatto naturalmente con Carmelo. Carmelo, in questo momento ci sono queste donne che stanno decidendo se mandare questo SMS oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera. Puoi dire qualsiasi cosa, Vai. Io cerco una femmina, un descandate con formaggio non vi manca. E manco l'uova. E qualche fetta di carne c'è qualche bota. Perfetto, ha detto tutto, per cui amiche telespettatrici fatevi sentire. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Carmelo. Carmelo. Ciao. Oh yeah.